Patto di riservatezza. Cos'è e a cosa serve? Il patto di riservatezza o di non divulgazione, conosciuto anche come NDA o Non Disclosure Agreement, è un accordo stipulato al fine di garantire che alcune informazioni, ritenute riservate, rimangano tali e non vengano rivelate o divulgate a terzi. Come è ovvio, oggetto del patto devono essere dati e informazioni che non siano già di pubblico dominio, altrimenti l'accordo di riservatezza stesso non avrebbe ragione di esistere. Con la sottoscrizione di un patto di riservatezza, le parti si obbligano a non rivelare o divulgare il contenuto di informazioni qualificate come confidenziali o a farne altrimenti uso, pena il sorgere dell'obbligo di risarcimento del danno a carico della parte che ha violato il patto. Di regola, il patto di riservatezza non si caratterizza per essere reciproco, ossia per vincolare entrambe le parti che lo sottoscrivono, ma si presenta come un accordo che vincola solo una parte, la cosiddetta parte ricevente, ossia quella che riceve l'informazione riservata, nei confronti della parte rivelante, ossia quella che la rivela. Tuttavia, non la vieta che entrambe le parti contraenti si obblighino reciprocamente a mantenere riservate alcune informazioni che condividono e a non farne un uso diverso da quello pattuito, come può avvenire nel caso del patto di riservatezza tra due imprenditori concorrenti, relativo ad esempio all'esistenza e al contenuto di accordi intervenuti tra le parti che devono rimanere segreti. L'esempio più noto di un accordo di riservatezza che vincola una sola parte contraente è quello che intercorre tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro, oppure tra il lavoratore autonomo e il committente. Il patto di riservatezza può essere contenuto all'interno del contratto di lavoro oppure essere sottoposto al lavoratore in un momento successivo. Ad esempio, se emergono nuove circostanze che rendono necessaria una tutela maggiore del datore di lavoro. Con il patto di riservatezza è possibile imporre al dipendente o al collaboratore di non rivelare o divulgare a terzi alcune informazioni riservate o a farne altrimenti uso. L'obbligo di riservatezza vige dalla sottoscrizione dell'accordo e può rimanere efficace per una durata indeterminata, ossia per sempre, anche una volta cessato il rapporto di lavoro. Il patto di riservatezza è valido anche se non prevede un'indennità in busta paga o altre tipologie di corrispettivo a fronte del vincolo che impone, a differenza del patto di non concorrenza del lavoratore dipendente, che come abbiamo già visto in altri nostri video è nullo se non contempla un compenso per il lavoratore. E a proposito di patto di non concorrenza, come spieghiamo più approfonditamente in un altro video di cui vi lasciamo il link in descrizione, il patto di riservatezza offre un'azione più efficace a tutela del datore di lavoro se combinato con il patto di non concorrenza. Cioè, ad esempio, al fine di scongiurare il rischio di storno di dipendenti o collaboratori, ossia il rischio di appropriazione della propria forza lavoro da parte di altri imprenditori concorrenti. Infatti, da un lato, con il patto di non concorrenza si evita che i propri dipendenti o collaboratori vadano a lavorare per la concorrenza. Dall'altro lato, con il patto di riservatezza, si evita che dipendenti e collaboratori divulghino informazioni riservate e know-how dell'impresa una volta cambiato lavoro. Qual è, di regola, il contenuto del patto di riservatezza? Il patto di riservatezza dovrà indicare analiticamente tutte le tipologie di informazioni e o documenti che devono rimanere segreti. Ad esempio, dati, notizie, documenti, fatti, informazioni, brevetti, marchi, segreti industriali o commerciali, procedure di natura tecnica, produttiva, commerciale, promozionale, finanziaria, aziendali, sistemi operativi, portafoglio clienti acquisito e da acquisire e qualunque altra circostanza appresa ai fini o in ragione del contratto di lavoro. Chiarito il contenuto del patto di riservatezza, occorre ora chiedersi: cosa succede se il patto viene violato? Un patto di riservatezza ben strutturato prevede in maniera puntuale anche quali siano le conseguenze derivanti dalla sua violazione.
in particolare attraverso la previsione di una penale. Tramite la penale, infatti, la parte che viola l'accordo si obbliga a pagare all'altra una somma predeterminata convenzionalmente, il che evita a chi subisce la violazione di dover provare sia di aver subito un danno sia la relativa quantificazione. E se il danno subito fosse maggiore rispetto alla somma prestabilita tramite la penale? La clausola contrattuale che contiene la penale può prevedere il diritto della parte lesa di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. La previsione espressa della possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno è opportuna perché altrimenti la parte rivelante danneggiata si dovrebbe accontentare della corresponsione della sola penale, senza possibilità di chiedere di più. Il patto, inoltre, può anche richiamare una responsabilità di natura penale, derivante dalla violazione degli articoli 621, 622 e 623 del Codice Penale, che sanzionano rispettivamente la rivelazione del contenuto di documenti segreti, la violazione del segreto professionale e la rivelazione di segreti scientifici o industriali. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.